e ci teniamo bene stando a battere. Dopo con l'otto e ci porti con su spinner, poi ci porti le monne, su babbo e monne, poi ci porti per il togliovire tanto. Questo, un certo cellulare, che mi peta a fianco del suo maestro Lai, e poi non per il gusto. E poi... Se poi con tu o da battere si può dire un cellulare. Spinnas, Vicente Pinnes e Severino Pinna, poi ci fu Vicente Verrai, Venticussus, ma poi ci fu Salvatore Alzano. Salvatore Alzano pure fu Sabatteri. Questo fu di Sagrestano pure. La bottega era tanto, Selenco, i vostri vari Selenco, dei Ginao, lui fu la bottega da Neito Verrai, pago per la Susu de Omo. Poi hanno aperto una bottega, una certa Marongiu, a fianco, in Cuni. Per la Susu, il altro cammino Susu, parallelo con il suo cammino, lui fu di questa bottega dell'Ais, in Rao, del Sorre, del Mariulai. Pago per innanti, a s'incrocio con questa strada di fronte a Creso, dove c'è la bottega di Catinedda, Marongiu. Prima bottega, in questa zona, per innanti, invece, dopo la piazza Roma, dove c'è la bottega Perasso. Babbo era su Maestre Panno, quindi dopo la guerra, potendo andare in guerra, un ragazzo del 99, quindi stando in guerra dei 17 anni. Sul rientro andavo a imparare sarti su Mestre Panna a Ierzu, come apprendista, e pagante apprendista stando. Poi intervenne a vita, risposto a fare questo mestiere, e poi ad imparare a Salvatore Lato, che avevo parente e Nerauso. Quindi ha fatto questo mestiere, tutta la vita si può andare, vince a 64-65 anni, vince a 65 anni. Poi ha cambiato mestiere, poi sa beccese, cominciando a vendere bottega, a vendere i vestiti già, bello, se pronto, prima non esistevano. È toccato a fare i vestiti, non esistevano tra bottega con i vestiti si fatto, non esistevano. I vestiti si facevano babbo e mamma pure, brava a confezionare, quindi imparava evidentemente. Ma poi le femmine sono tutte brave a fare i vestiti, si poteva diventare su cipone, sa camisa, sa baratetta, tutte cose così, capace di su dell'argio, ci hanno usare su dell'argio. La scuola media non si imponeva per andare a cravatta, per una tontesa, aveva fucasi. E quindi a giacchette, a cravattetta. Il babbo era facendo questo mestiere, poi ha dismesso di fare questo mestiere nel metà degli anni 60, e siccome tenia una licenza di commercio, era disposto a fare su botteghieri. E se io vince 80, praticamente vince 83 anni.